Un incontro tra le associazioni operanti nel territorio di Palma di Montechiaro si è svolto lo scorso sabato. L'oggetto è stata la pianificazione di un percorso culturale intrapreso che dovrà essere coltivato per i prossimi anni, oltre che alla raccolta di idee progettuali per la candidatura di Palma di Montechiaro a Capitale Italiana della Cultura 2021. Hanno presenziato ai lavori Angela Rinollo, Marilena Vaccaro, Alfonso Di Vincenzo. Soddisfatto il sindaco dell'esito dell'incontro, che ha spiegato che Palma di Montechiaro, Italiana della Cultura, stia rappresentando un passaggio ambizioso, ma in ogni modo importante, perché sta innescando un processo inarrestabile di evoluzione che dà continuità e concretezza a un percorso già avviato dall'attuale amministrazione. Siamo felicissimi anche di questo ulteriore processo che abbiamo iniziato. Palma di Montechiaro, candidata a Capitale della Cultura, è qualcosa di importante ed è bellissimo ed è gratificante, riempie di orgoglio come rispondono tutti gli enti che da un lato vengono da me sollecitati o che addirittura si autopropongono per collaborare con la nostra città. È un momento veramente gratificante, ripeto, ed importante, è una sfida per quanto difficile, per quanto diciamo ambiziosa, mettiamola così, che stiamo combattendo. A breve avrete ulteriori novità che per ora riteniamo di mantenere in riservo anche per ragioni di natura strategica, stando il fatto che la competizione riguarda 41 città, però possiamo dire che già dall'Ordine degli Architetti al Parco della Valle, alla Soprintendenza di Agrigento, con la stessa Curia abbiamo interloquito con Don Gaetano Montana e ringraziamo Padre Pondillo per la sua splendida collaborazione e amore per i beni ecclesiastici, Sua Eminenza il Cardinale Montenegro. Siamo veramente contenti e non posso non ringraziare il mio gruppo di lavoro che mi assiste senza lesinare sforzi, composto dall'architetto Di Vincenzo, la dottoressa Marilena Vaccaro, i miei collaboratori Giuseppe Todaro e Angela Rinollo, che non lesinano sforzi e come me credono in questa importantissima iniziativa. Abbiamo incontrato il futuro di Palma, abbiamo incontrato i bambini con l'incontro avvenuto pochissimi giorni fa, nel quale incontro sia io sia Angela Rinollo che Peppe Todaro che l'assessore Dorsi abbiamo illustrato ai bambini qual è il progetto, ma cosa più importante abbiamo ascoltato i bambini, come immaginano loro che sarà Palma nel futuro e questo confronto continuerà ancora avanti. Domani alle 16:30 incontreremo le associazioni di volontariato, di cultura, sport, di spettacolo, di danza, tutte quelle cellule pulsanti della città. Il progetto di Palma candidata a Capitale della Cultura 2021 è un progetto condiviso dalla città che vive un clima quasi da mondiale di calcio, sapendo che probabilmente non siamo il Brasile, ma potremmo essere la Grecia che ha vinto l'Europeo in Portogallo.